Alessandro Gassman, una stagione particolare, questa del 2014-2015, una chiusura di 4 anni importanti. Sì, fondamentali per me, ho imparato tantissimo, ringrazio ancora tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di lavorare in libertà in questi 4 anni alla direzione del Teatro Stabile del Veneto. Mi auguro che a Ongaro, il nuovo direttore, venga data la stessa possibilità e sono convinto che potrà fare bene. Certo, poi quando un'esperienza come questa finisce c'è sempre un po' di malinconia, però il mio mondo, cioè che è quello del lavoro teatrale sulle tavole di un palcoscenico, continuerà forse ancora più vivacemente da adesso in poi, perché avrò possibilità di collaborare in libertà con coloro che avranno voglia di farlo con me e quindi è molto probabile che mi ripresenterò qui in Veneto come attore e regista, è la cosa come ho sempre fatto peraltro prima di esserne direttore, e questo mi farà sicuramente molto piacere. Qual è il valore aggiunto che hai potuto dare a Padova e Venezia? Ma io ho cercato in tutti i modi di avvicinare i giovani a questo teatro e anche a Venezia. L'ho fatto proponendo drammaturgia contemporanea, testi che potessero essere accattivanti e coinvolgenti per un pubblico più giovane, che è poi il pubblico del futuro. L'ho fatto abbassando la media di coloro che calcano i nostri palcoscenici, con prezzi scontatissimi, regalando abbonamenti per i giovani, però la quantità di giovani presenti all'interno delle nostre stagioni non è ancora, a mio modo di vedere, sufficiente per 2 importanti città come Padova e Venezia, che sono peraltro città universitarie. Io credo che il coinvolgimento delle scuole superiori, ma anche delle medie e delle università, debba essere il vettore principale per una struttura che vuole produrre cultura. Dobbiamo pensare a quello che verrà, proponendo anche quello che c'è stato, ma dobbiamo pensare a coloro che in questo momento soffrono di più, e chi soffre di più in questo momento in questo paese sono i giovani, quindi mi sento di mettermi dalla loro parte. Venezia peraltro è una città del turismo dove pochissimi ormai gli abitanti, 60.000, ma moltissimi turisti, soprattutto d'estate, quando in realtà poi la stagione teatrale tende a calare. Sì, abbiamo inventato finalmente sono riuscito a montare questa operazione alla quale tenevo moltissimo sin dal primo anno del mio incarico, di proporre uno spettacolo che ci parli e vada in profondità a raccontare a chi viene a visitare Venezia per turismo uno dei monumenti più importanti della città, che è Carlo Goldoni, la Goldoni Experience, con uno spettacolo il più accurato possibile, degno di stare anche in una stagione ufficiale, quindi non sarà uno spettacolo fatto male per i turisti, sarà uno di quelli con le maschere che ti chiamano dentro, vieni cantando. No, sarà uno spettacolo su Goldoni che durerà tutta l'estate e che verrà frequentato sia dai veneziani che ne avranno voglia, dai nostri abbonati chiaramente che verranno aiutati in questo senso, ma soprattutto da coloro che vengono a visitare una città, e per conoscere bene una città bisogna anche conoscerne il cuore, e Goldoni è sicuramente il cuore di Venezia. Cosa tu per il futuro? Hai detto che calcherai le tavole di legno, diciamo, tornerai a fare l'attore, quindi cosa? Intanto riprendo Riccardo Terzo per la 6ª stagione, curerò la regia di 7 minuti dove non sono in scena con 11 attrici, tra cui Ottavia Piccolo di Stefano Massini. Monterò a marzo Qualcuno volò sul nido del cuculo, riadattato da Di Giacomo e prodotto dal Teatro Bellini di Napoli. E poi ho altri 2 progetti, uno con il Teatro Stabile di Catania come regista, sono stato assoldato e quindi ci vado, e poi un altro spettacolo sul quale sto lavorando in questo momento, che mi vedrà tornare in scena nella stagione 15-16, c'ho Massimo Tamaglio che mi conferma che è la stagione 15-16, di cui non posso parlare perché non abbiamo ancora acquisito i diritti di questo testo, però quello che posso dire è che torno a teatro, e per la prima volta a teatro da molti anni, a far ridere, e quindi mi vorrò divertire a far divertire. Grazie.